Inaugurato giovedì 19 giugno alle ore 16:30 il terzo lotto funzionale della ciclovia Vento, uno dei percorsi all'interno del Parco del Delta del Po nei comuni di Adria, Loreo, Portoviro, Ariano nel Polesine, Corbola, Rosolina e Portotolle. Alla cerimonia era presente il presidente della regione del Veneto Luca Zaia, gli assessori Mantovan, Bottacin e De Berti, oltre a autorità civili, militari e religiose. Presidente, oggi si inaugura un altro pezzo di Vento, il cronoprogramma è rispettatissimo da parte della Regione Veneto, soddisfatto? Soddisfattissimo, visto e considerato che questo progetto l'ho visto nascere, è una ciclovia da Venezia a Torino di 702 km, il tratto Veneto di 101 km. 101 km divisi in 4 lotti, dei quali 2 sono già fruibili, quindi realizzati, uno in fase di esecuzione e uno in fase di progettazione. Alla volta del 2026 avremmo concluso tutto l'itinerario di 101 km e quindi direttamente da Venezia, quindi dal Lido di Venezia a Polesella, in pieno Polesine, si può andare direttamente in bicicletta. Il Veneto ha dimostrato ancora una volta l'efficienza veneta, appunto? Beh, efficienza sì, abbiamo realizzato queste opere tramite la nostra società che è Veneto Strade, sono tutte finanziate, anche quelle in fase di realizzazione, per un controvalore di 18.780.000 euro. Che sviluppo potrà avere il turismo anche per merito delle ciclovie? Ma guardi, noi in tutti questi anni abbiamo realizzato almeno 1 migliaio di chilometri di ciclovie, questo permette di far visitare il Veneto minore, dia una risposta a qui tantissimi turisti, soprattutto stranieri, ma non solo, che comunque ci chiedono di poter utilizzare la bicicletta per visitare il Veneto. Assessore De Berti, dopo un anno siamo già qua a inaugurare questa... Ragazzi, vai cazzo. Dopo un anno già a inaugurare questa ciclabile, quindi state rispettando un cronoprogramma che qualcuno aveva messo in dubbio, o sbaglio? No, allora, no, oggi non è una giornata di polemiche, oggi è una giornata di feste, diciamo che noi abbiamo fatto centro affidando a Veneto Strade l'incarico di realizzare le ciclovie di interesse nazionale, ma anche le ciclabili di interesse regionale, quelle più importanti. Ci stanno dando tanta soddisfazione, stanno lavorando a testa bassa, guardate dietro di me abbiamo praticamente il tratto da Chioggia a Loreo che l'abbiamo già inaugurato, il tratto in fucsia è in costruzione, lo inaugureremo l'anno prossimo. La parte da Adria fino a Polesella, che è l'ultima parte che interessa il Veneto, e parliamo di 101 km totalmente, complessivamente, è in progettazione, ma la cosa bella è che i 101 km dell'Avento sono completamente finanziati. Quindi praticamente i compiti per casa per il Veneto sono stati fatti. Sì, e dopo nella Delta del Po e nel Polesine abbiamo avuto anche tanta soddisfazione perché questi sono investimenti che il territorio aspettava da tanto tempo.